È una mostra diffusa. Si inizia da qui, il Palazzo Morosini, una sede storica di Generali, e andiamo nelle botteghe, studi, workshop e cantiere anche, un cantiere dove si fanno le barche a Murano, e dunque andiamo a vedere la realtà veneziana. Utilizzare l'espressione percorso artistico di scoperta di Venezia in questo caso non è una metafora. Int in Venice di Nathalie De Coster è un percorso attraverso il quale il lavoro dell'artista condurrà i visitatori in luoghi inediti alla scoperta delle abilità di 9 artigiani veneziani. Wonderful experience. So Venice is already. È stato meraviglioso lavorare con questi artigiani. Questa è una delle 9 opere che ho creato con loro in 9 posti da scoprire a Venezia. Qui abbiamo solo a Palazzo Morosini e l'apertura di questo itinerario, ma c'è una mappa che permette di scoprire luoghi inediti, davvero intimi di Venezia, non conosciuti, molto lontani da tutto ciò che di solito i turisti visitano. Ed è davvero per me l'anima di questa città, la sua caratteristica più intima, è un lavoro unico. Un'esposizione discreta, lontana dalle rotte artistiche e turistiche più tradizionali, attraversando diverse realtà dei sestieri veneziani, con partenza dalla corte di Palazzo Morosini in Campo Santo Stefano. Noi riteniamo che rendere l'arte e la cultura accessibili a un pubblico sempre più vasto sia importante. Noi crediamo anche che sia importante rendere accessibili dei nostri luoghi, quindi come Palazzo Morosini, e quest'anno abbiamo deciso di aprirlo per la Biennale, di aprirlo insieme a un artista che ha un elemento che ci è piaciuto molto nel suo programma, il fatto di voler valorizzare il territorio e di voler valorizzare anche gli artigiani che lavorano sul territorio.